Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, siamo a Interlagos, siamo sesti in griglia. Qualifica buona l'altro anno, ragazzi, siamo stati secondi per una beffa, abbiamo dominato la gara sempre primi, poi rompo, diciamo, foratura alla gomma e l'ultimo giro mi supera Ricciardo. 18 punti di vantaggio su Hamilton, 28 mi sembra su Rosberg, 29 se non ricordo. Tensione altissima, ragazzi, possiamo già vincere il mondiale qua, ma ci vogliono condizioni impossibili. Raga, è tutto nelle nostre mani. Speriamo bene. Tempo previsto, nuvoloso, sole, poi ancora nuvoloso, ma comunque bella giornata. Ragazzi, autodromo José Carlos Pace, penultima tappa del mondiale. Il Cume può vincere il primo mondiale al terzo anno, primo in Ferrari. Ah, scusate, ottavi in griglia, piccolo maneggio comendiano. Vai che andiamo, Gran Premio del Brasile, tappa fondamentale, penultima. Il mondiale nelle nostre mani, incredibile, con 2 ritiri di Hamilton consecutivi. La Mercedes non è in una grande forma, però ai attenzione. Con le sbavature per il Cume, siamo sesti, recuperiamo 2 posizioni. Qualifiche non sono andate bene, ho sbagliato l'ultima curva, purtroppo ero in pole position addirittura. L'ultima curva ho preso 5 decimi. L'ultima curva prima del rettilineo, pazzesco. Questa è una gara difficile per le gomme, ragazzi, si consumano velocemente e il rischio foratura è alto. L'altro anno una beffa, l'ultimo giro ho rotto la gomma, ho perso una prima posizione strameritata. Quest'anno comunque il secondo posto, cioè metterei la firma per il secondo posto onestamente. Con grande forma le McLaren, che il prossimo anno sarà un avversario duro, il Cume supera subito Nicolino. Quinto posto Arianto, le Manor scatenate. Super Manor, ragazzi, Super Manor. Il Cume ci prova. Grandissimo sorpasso su Arianto. Ecco Gigi. Cume versus Gigi. Il Brasile è una delle gare più favorevoli, siamo fortunati ad avere una gara così favorevole proprio alla fine in un momento del genere. E asfaltiamo anche Hamilton. Mamma mia, la Mercedes proprio non è in forma nel momento migliore per me. Ragazzi, si può vincere questo mondiale, ma stiamo buoni. Mamma mia che tensione, ragazzi, tensione alle stelle. Bellissima giornata, abbiamo una miscela 1,7, però attenzione. Questa è la curva che mi ha rovinato la qualifica perfetta, la lasciamo stare. Le gomme sono già al 32% dopo 2 giri, it's incredible. Giro record per veneziano. Ma mi ha massacrato Hamilton comunque per adesso. Noi dopo sono andati ai box, siamo vicinissimi a Button, ma dobbiamo andare ai box, non possiamo assolutamente rischiare, chiaramente. Una foratura devastante. Anche a Interlagos siamo forti, ragazzi, Ok. Sosta ai box per il Cume. Gli altri sono molto indietro. Molto bene. Oh, grazie, tardi. Ho appena finito la diretta su Facebook, ho la tensione, raga. E adesso dobbiamo stare molto attenti al bagarotto.
Siamo con le dure. Direi il solito sorpasso, molto bello su Nicolino. Alonso ha optato ancora per le soft. E adesso vediamo chi ha ragione, che la strategia è importante. L'importante è stare davanti a Hamilton e Rosberg. Le McLaren saranno un osso duro la prossima stagione. Dobbiamo sfruttare la fortuna di questa, che 2 ritiri di Hamilton così non li sarei mai aspettati, ragazzi. Guarda come... No, ragazzi, che culo. Mi vogliono regalare il mondiale. Alonso è imbottigliato. Alonso è realmente imbottigliato. Ragazzi, non è utopistico pensare che possiamo vincere il mondiale anche qua. Non è utopistico. Termine come indiano. Perché si dice utopistico, ragazzi. In italiano puro. Ma comunque, a parte gli scherzi, non è impossibile. Possiamo vincere il mondiale anche quest'anno, ragazzi. Lo possiamo portare a casa anche in questa gara. Tutti quelli davanti a Pantalfonso devono andare ai box. Però Alonso è strafermato con le gomme soft. Questa è una fortuna anche devastante. Guarda che roba. Completamente bloccato Alonso, ragazzi. Il mondiale può veramente andare a Maranello. Come fa un bel doppio sorpasso, supera anche Alonso. Adesso bisogna capire con questo stint quanto riusciamo a fare. Ci giochiamo tutto su questo stint, ragazzi. Ma tutti vicinissimi poi, che strano. Prova il doppio sorpasso. Mamma mia, ragazzi, ma sto Kuma è veramente in una forma devastante. Doppio sorpasso. Non rischiamo. Mamma mia, però Verlaine mi ha massacrato alla miscela più morbida, per carità del Signore, però che sorpasso di Pascal. Come si butta e risupera Pascal. Mamma che gara, piena di sorpassi. Adesso abbiamo Verstappen davanti con le dure, usurate però rispetto alle mie. Dai Kuma, dai. Nessuno ai box. Ragazzi, c'è una sfida adesso con Verstappen e gli altri. Mamma mia. C'è il bagarotto incredibile. Vediamo se va nei box. Nessuno va ai box. Hamilton non lo vedo. Mamma mia, raga. Possiamo vincere il mondiale in Brasile, proprio nella terra di Ayrton. Dai cazzo. Pilota italiano a vincere con la Ferrari il mondiale è una cosa, insomma, no epica di più. Dai raga, dai. Oh, non lo prendo Verstappen però, C'è il bagarotto davanti. Attenzione, qua abbiamo recuperato questo nostro punto. Occhio. Gran sorpasso su Verstappen. Molto bene. Molto bene, molto bene. Stiamo viaggiando da Dio.
Adesso vai di DRS, vai di DRS. Non ci credo. Errore cumendiano, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ho fatto la cagata. Devo tornare ai box per forza, Dio. Ma che cazzo metto miscela? Devo andare ai box, ragazzi. Mamma mia che errore. La tensione, Dio. Santissimo benedetto. Teniamo ancora le medie. Però questo è un errore pesante. Cioè teniamo le... Poi ma le hard. E non posso mettere le hard, perché? Boh. Non capisco sinceramente. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Vai. No, non ho parole, bagarre pura. Vai. Questo è veramente pesante, ragazzi. Solo una safety car può riportarmi. Ai ai ai. Non ho parole, ragazzi. Là, avevo il mondiale in mano. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Era da tanto che non cappellavo così, ragazzi. Era veramente da tanto. Proprio nel momento topico. Che cazzo di sorpasso ho fatto? Ragazzi, sto tentando una rimonta furiosa. Un errore così in una gara così decisiva dove... Il Brasile è proprio la best, cioè, è una delle mie gare favorevoli, ma è proprio maledetta, cazzo. Ah, vincevo la gara, secondo me, vincevo la gara mondiale. Dicevo gara, se perdo così però il mondiale, veramente mi incazzo. Prossimo anno le vinco tutte, cazzo. Allora, stesso sorpasso di prima. Ma perché ho beccato Palmer, secondo non lo so, guarda. O la scia mi ha portato verso di lui in maniera... non lo so, ragazzi. So solo che siamo già settimi. Solo che sto rischiando tanto, Un altro contatto e la gara è finita. Serve una safety car, ma non adesso. E ne arriva un altro. Mamma mia che passo. Non ci credo, siamo i migliori in questa gara, non c'è niente da fare. O comunque zona podio sicuro. E invece baratro, Hamilton è quinto, ecco Gigi. Gigi non ne sta neanche approfittando troppo comunque. E neanche Rosberg che è quarto. Valtteri in testa. Stai raggiungendo la Mercedes. Mi fa piacere. La Mercedes del mio rivale nel mondiale. L'obiettivo è non perdere troppo, sinceramente. Mamma mia, Button è vicino. Avevamo anche le gomme tanto più consumate. Dopo devo andare di medie io, ragazzi. Non po'... cioè di hard. Secondo settore, sicuramente il settore migliore dove do il massimo. No, Arianto c'era avanti comunque, era una grandissima gara di Arianto. C'ho il computer al vantaggio che può finire la gara con una misura minore, con una mescola migliore, adesso io non lo so. Qualcuno va ai box.
Bisogna vedere quando andiamo, cazzo. Se riusciamo ad andare a 10 giri ce la faccio allora. Con le medie. Soft in ogni caso è impossibile. Carburante 1,11. Adesso è il momento di mettere standard visto che le gomme sono usurate. Perché Hamilton è bloccato lungo, qua lungo. Ah! Alcune informazioni su Gutierrez, è di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Vaffanculo. Siamo sesti, ragazzi, siamo sesti. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti... Puoi permetterti di bruciarne un po' se serve. Che tensione che ho, mamma mia. Qualcuno va ai box? Sì. Scusate, Verlaine, Pascal, Verlaine ai box. Lo so perché tu Arianto. Era chiaro che era Pascal. Hamilton non riesco mica a prenderlo. Raga, siamo ai box, mettiamo le medie. Speriamo bene, fioi. Pronti, vai! Purtroppo le hard le abbiamo usate un giro, cazzo. E adesso vediamo. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con questa... Adesso serve la safety car. Tanti hanno le medie anche loro per finire la gara, chiaramente. Siamo 14esimi. Mamma che sorpasso ai limiti proprio. Ma fotte sega sinceramente dopo quello che è successo. Guardate come rischia per perdere il meno possibile da Hamilton. In questo momento perdiamo parecchio. Siamo ancora primi nel mondiale, ma per fortuna Hamilton è indietro. Alcune informazioni su Magnussen. Sta rallentando, a quanto pare... Però lo potevo chiudere il mondiale. Serve la safety car, la sto chiamando a tutti i costi. Ah, Dio mio, qualcuno ai box. Qualcuno ai box recupera forse 2 posizioni. Mamma mia che bagarre. Ragazzi, siamo ai giri finali. Siamo quinti incredibilmente, però è chiaro che le gomme non so se tengono fino alla fine. E soprattutto, raga, cioè, aumenta il rimpianto per una gara che potevo vincere. Potevo vincere il mondiale qua. Speriamo non sia... Insomma... Se perdo il mondiale per sta gara mi girano i coglioni, ve lo dico. Un errore proprio da rimbambito proprio. Alcune informazioni su Magnussen. Sembra che il problema sia stato risolto. Sta Quindi nessun ritiro, nessuna safety car. Proprio oggi. Alcune informazioni su Pippo fuori. un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Pippo fuori in casa. Pippo Massa fuori. Purtroppo non è davanti a noi. Hamilton sarà in zona podium, maledetto. Siamo davanti a Rosberg almeno. Almeno l'avversario è solo Hamilton, ecco. Distacco dall'auto davanti, 2,7 secondi. Guarda come ho recuperato, cazzo. Eppure non basta. No, noi siamo già al 43%. Eccolo Massa che ha parcheggiato. Ritiro per Pippo.
Purtroppo la safety car non è uscita. Pazienza. E allora voglio il ritiro di Gigi. Il terzo consecutivo. Bottas è sempre in testa, incredibile Bottas. Sta sfruttando le disavventure della Mercedes che non è certo in forma e del Cume che ha fatto un errore inaccettabile. Ma non me lo sarei mai aspettato, io ho fatto il mio sorpasso, ma boh. Poi la macchina è stata risucchiata dalla scia di Palmer, vabbè. Sì, Vettel non lo prende. Ah, Vettel alle soft però. Gomma al 50%, mi manca ancora un po'. Dai, voglio sentire Gigi fuori, ti prego. Regalami il Daydream finale, non c'è 2 senza 3. Non c'è 2 senza 3. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Che delusione Rosberg, le Mercedes male comunque. Molto molto male. Il distacco dalla vettura davanti è 4,4 secondi. 56%. Sei all'ultimo Inizia l'ultimo giro con Gigi secondo. Mamma mia, che nervi, che nervi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Verstappen quarto intanto. Sta arrivando Rosberg come un figlio di zoccola. Ai ai ai. Vabbè, non possiamo perdere un'altra posizione. Poi non voglio chiudere dei giochi Rosberg. Nell'ultima gara siamo solo io e Gigi. Bottas è primo. Tieni la prima posizione, mi raccomando, Valtteri, tiella. Non lo so alla fine se la nostra posizione, forse non avremmo vinto comunque. Comunque Hamilton secondo, in realtà non lo so se quell'errore ha influito tanto o poco. Secondo me ero secondo. Quinto posto amaro. Splendido lavoro. All'inizio del weekend ero un po' preoccupato. Ci giochiamo tutto ad Abu Dhabi. Invece in Brasile posso sempre vincere, non mi conviene. Vedo i nostri piloti uscire ora. È stata una grande prova di squadra. Il risultato Bravo è un Vettel. duro lavoro. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un pessimo risultato. Vorrei farti una domanda. Abbiamo 10 punti di vantaggio, contando che, ok, Rosberg fuori dai giochi. La sfida è solo tra Veneziano e Gigione. 10 punti di vantaggio. È tutto nelle nostre mani. La costruttori torniamo secondi. Buono, buono. Sì, la Mercedes ha vinto. Raga, un saluto dal commentatore veneziano. Ultima gara decisiva, Abu Dhabi, più 10 su Gigi Hamilton. Sfida 2. Ciao!